In una splendida cornice di pubblico al Pala Nicosia si è conclusa una straordinaria vittoria della SEA Paragona contro la squadra pugliese del Castellana Grotte Volley. Al termine di una partita il cui esito dopo i primi 2 set vinti dalla squadra pugliese sembrava scontato, le ragazze della SEAP hanno avuto la forza, la concentrazione, la determinazione di ribaltare il risultato in un'impresa incredibile, credendoci, vincendo per 3-2 la partita, in un palasport delle grandi occasioni gremito di pubblico e tifosi. Un risultato eccezionale che premia prima di tutto il gran lavoro del coach Paolo Collavini e delle sue splendide ragazze. Tra le migliori Lenia Cammisa con oltre 25 punti, rimasta sempre in campo per tutti i 5 set, e naturalmente le altre ragazze dalla Marangon alla Falcucci, alla Baruffi e poi ancora la Macedo, Biccheri, Composto e Donassimiento fino al capitano Cusumano. Tutto per lei il pubblico arrivato da Aragona. Al termine di un match lunghissimo e difficile, complice un pizzico di fortuna e diversi infortuni per la Castellana Grot, la squadra del presidente Nino Di Giacomo è riuscita nell'impresa di recuperare 2 set di svantaggio per poi imporsi al tie break. Una partita vissuta da tutti al cardiopalma, bellissima, vincente ed incerta fino alla fine, con il patron della SEAP Sergio Vella seduto in panchina ad incoraggiare le ragazze e naturalmente a credere al suo ambizioso progetto per la volley ad Agrigento. Il coach Paolo Collavini è riuscito a ricompattare la squadra che porta a casa la vittoria meritata, trovando nei momenti decisivi maggiore lucidità e concentrazione. La SEA Paragona ha chiuso la partita mostrando determinazione e grinda, crescendo sempre più fino alla fine quando le avversarie mostravano purtroppo una panchina corta e stanchezza fisica con crampi alle gambe per alcune di loro. Un'impresa quasi impossibile, quella compiuta dalla SEA Paragona. La gara di ritorno è in programma mercoledì 5 giugno al Palagrotte di Castellana. Se la formazione aragonese dovesse vincere sarebbe promossa in Serie B1. In caso di vittoria della squadra pugliese, il tutto è rimandato al match di spareggio che si giocherà nuovamente ad Agrigento sabato 8 giugno alle ore 18 al Pala Nicosia.